Il Signore sia lodato. Gesù di nuovo parlò loro dicendo: io sono la luce del mondo, chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Allora i farisei gli dissero: tu testimoni di te stesso, la tua testimonianza non è verace. Gesù rispose e disse loro: anche se testimoni di me stesso, la mia testimonianza è verace, perché so da dove sono venuto e dove vado. Voi invece non sapete né da dove vengo né dove vado. Voi giudicate secondo la carne, io non giudico nessuno. E anche se giudico, il mio giudizio è verace, perché io non sono solo, ma sono io e il Padre che mi ha mandato. Ora anche nella vostra legge è scritto che la testimonianza di 2 uomini è verace. Sono io che testimonio di me stesso ed anche il Padre che mi ha mandato testimonia di me. Gli dissero allora: dov'è tuo Padre? Gesù rispose: voi non conoscete né me né il Padre mio. Se conosceste me, conoscereste anche il Padre mio. Gesù pronunziò queste parole nel luogo del tesoro, insegnando nel Tempio, e nessuno lo prese, perché non era ancora venuta la sua ora. Gesù dunque disse loro di nuovo: io me ne vado e voi mi cercherete e morirete nel vostro peccato. Laddove vado io non potete venire. Dicevano perciò i giudei: vuole forse uccidersi, perché dice: dove vado io voi non potete venire. Ed egli disse loro: voi siete di qua giù, io sono di lassù. Voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. Perciò vi ho detto che voi morirete nei vostri peccati, perché se non credete che io sono, voi morirete nei vostri peccati. Allora essi gli dissero: chi sei tu? E Gesù disse loro: proprio quello che vi dico. Io ho a vostro riguardo molte cose da dire e da giudicare, ma colui che mi ha mandato è verace, e le cose che ho udito da lui le dico al mondo. Essi non capirono che parlava loro del Padre. Quindi Gesù disse loro: quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono e che non faccio nulla da me stesso, ma dico queste cose come il Padre mi ha insegnato. E colui che mi ha mandato è con me. Il Padre non mi lascia solo, perché faccio continuamente le cose che gli piacciono. Mentre egli diceva queste cose, molti credettero in lui. Gesù disse allora ai giudei che avevano creduto in lui: se dimorate nella mia parola, siete veramente i miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Essi gli risposero: noi siamo progenie di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come tu puoi dire diventerete liberi? Gesù rispose loro: in verità vi dico, chi fa il peccato è schiavo del peccato. Or lo schiavo non rimane per sempre nella casa, il figlio invece vi rimane per sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Fin qua la parola del Signore. Noi apparteniamo ad una chiamata universale. Amen. Perché Giovanni 3,16 ci dice: poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha donato il suo unigenito figliolo, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Noi apparteniamo ad una chiamata universale, non siamo speciali. Amen. O meglio, siamo speciali per il Signore, ma tutti allo stesso modo, salvati, non salvati. Amen. Di questo siamo pienamente convinti, ma abbiamo una chiamata personale. Apparteniamo ad un disegno universale, una salvezza universale aperta a tutti coloro che credono, ma una volta che noi abbiamo creduto apparteniamo ad una chiamata personale. Dio è un Dio personale. Amen. Il Dio conosce il nostro nome personalmente, conosce la nostra storia in modo personale. Vi ricordate, credo il mese scorso, no? Quando sono stato di nuovo qua, lo Spirito Santo ci ha parlato attraverso quel verso: vuoi essere guarito tu? Vi ricordate? Amen. Gesù conosceva lo stato di quell'uomo che era da 38 anni infermo, conosceva, sapeva. Dio è un Dio personale. Amen. Quando Gesù parla, Gesù è la parola profetica per eccellenza. Lo spirito di Gesù è la parola profetica, lo dice in Apocalisse. Amen. Quindi tutte le parole di Gesù sono delle profezie, cioè un parlare da parte di Dio per ognuno di noi singolarmente. In questa storia vediamo che Gesù si proclama la luce del mondo, cioè la sua missione divina.
Io sono venuto per fare la volontà del Padre. Amen. Io ho molto da giudicare, ma non giudico nessuno, perché il giudizio sarà rimandato alla seconda venuta. Amen. Gesù è venuto per perdonare. Amen. È l'agnello immolato per ognuno di noi. Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. Amen. Quindi Gesù sta dicendo: la mia missione divina in questo tempo è una missione universale, una missione di perdono. Io conosco, Gesù dice, no? Nei versi precedenti, io conosco, ho molto da giudicare, ma non giudico nessuno. Perché in quel tempo Gesù era venuto per salvare ciò che era perduto. Ma dice qualcosa di molto particolare che mi ha sempre incuriosito. Al verso 30, mentre sta parlando di questa sua missione universale, molti credettero in lui. Realizzarono che Gesù era veramente colui che Dio aveva mandato. Israele stava aspettando il Messia, stava aspettando colui che avrebbe liberato Israele. Amen. Amen. Riconobbero la missione, mentre altri dissero: tu chi sei? Tu parli di te stesso. Un po' come dire, non ti crediamo, perché ce n'erano tantissimi. Sapete, in quel periodo noi non conosciamo, ma in quel periodo c'erano tanti falsi messia, perché in Israele si conoscevano le profezie sulla venuta del Messia, si conosceva più o meno il tempo in cui questo Messia sarebbe venuto, perché non era nascosto. Amen. Amen. Non è che Dio così in un attimo si è inventato di far venire Gesù, no, profeticamente era già stato detto dai profeti, si conosceva approssimativamente. Perché Maria fu disponibile? Perché anche lei conosceva la profezia: ecco, la Vergine partorirà e darà al mondo un figlio, sarà chiamato l'Emmanuele, il Dio con noi. Quindi Maria conosceva, quindi ci fu la sua disponibilità. Così come conosceva Maria, conoscevano tanti altri, quindi c'era un movimento, c'era un fermento spirituale. E allora Gesù si proclama. A un certo punto dovete dire: punto, io sono il Messia. Molti credettero. E dice qualcosa di particolare. Gesù disse allora ai giudei che avevano creduto in lui, quindi non sta parlando più agli increduli, sta parlando a noi. Amen. Amen. Sta parlando a noi che abbiamo creduto. Amen. 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 Se dimorate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Ma di quale verità sta parlando Gesù? Allora io mi sono posto questa domanda, mi sono messo davanti al Signore. Amen. Perché poi questi giudei iniziarono a dire: noi siamo progenie di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi tu dire diventerete liberi? Cioè questi stavano dicendo: noi conosciamo la Torah. Quando parlavano di Abramo stavano parlando della legge. Amen. Amen. Della promessa. Amen. Quindi loro conoscevano la verità della parola. E allora Gesù di quale verità sta parlando? Gesù sta dicendo: voi conoscerete la verità di chi siete e quella verità vi renderà liberi. Perché fin quando noi non conosciamo chi siamo veramente, non saremo mai liberi. Non avremo mai la scelta, o meglio l'opportunità di scegliere di fare il bene o il male. Perché Gesù dice: chi fa il peccato è schiavo del peccato. Amen. Ma come? Io sono stato liberato. Amen. Amen. Anche questi avevano creduto. Ma Gesù stava dicendo qualcosa di particolare. Io non giudico nessuno, vi ricordate? Gesù disse per qualche verso prima, sempre nello stesso discorso: io non sono venuto a giudicare
il mondo, ma a salvare il mondo. Questi uomini tendevano a giudicare, i giudei o i farisei tendevano a giudicare sempre gli altri. Ora non so se vi è mai capitato, è molto più facile avere un giudizio verso un altro che su noi stessi. Amen. Sì. Amen. Amen. Non so se a voi capita. A me è capitato. Allora Gesù in questo frangente sta dicendo: voi conoscerete la verità e la verità vi renderà liberi. La verità di come sono io. Qual è il mio problema? Come posso chiedere libertà sulla mia vita se io non riconosco i miei peccati? Se io non riconosco i miei limiti? Se io non riconosco i miei sbagli? Se dimorate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Ora mettiamo insieme il discorso di Gesù. Io non giudico nessuno. Come vedo, giudico. Se dimorate nella mia parola, sarete veramente miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi renderà liberi. Quindi la verità della parola. Nella parola su noi stessi. Da quando Gesù mi ha salvato, mi ha dato l'opportunità di poter scegliere. Amen. Appieno il libero arbitrio. Nella salvezza in Cristo noi abbiamo il pieno libero arbitrio che Dio ha stabilito per ognuno di noi. Noi possiamo scegliere se fare o non fare una cosa. Amen. Questa è la libertà. Amen. 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 Ma molte volte noi siamo legati. Non conosciamo a fondo il nostro cuore. Perché questi uomini così dissero: noi siamo progenie di Abramo. Io sono un cristiano. Io sono un cristiano. Come puoi dire diventerete liberi? Ma se Gesù sta dicendo queste cose è perché veramente abbiamo bisogno di essere liberati. Conoscerete la verità e la verità vi renderà liberi di scegliere. Di scegliere. Parlavo con qualcuno in questi giorni che mi diceva: sai, tante volte mi viene voglia di tirare lo schiaffo. E quindi è la libertà di scegliere. Sapete, la libertà in Cristo non è un'emozione, mi sento o non mi sento, è un'ubbidienza. Amare o perdonare non è una questione di emozione. Lo sapevate? No. Sapevate che, No. che l'amore e il perdono non è emozione. Amen. 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 Il perdono è un comando. Perdonate affinché siete perdonati. Amen. Come il Padre vi ha perdonato in Cristo, perdonatevi così gli uni agli altri. Quindi il perdono è un comando. L'amore è una persona ed è Gesù. Io amo perché ho Gesù nel mio cuore. Io perdono perché voglio essere perdonato. Amen. Amen. Allora questa verità di cui sta parlando Gesù è una verità nostra interiore. Noi dobbiamo metterci ogni giorno ai piedi di Gesù e attraverso la scrittura e iniziare a dire: Signore, cosa c'è in me che non va? Perché negli altri, grazie a Dio, non siamo noi i giudici. Meno male, Signore. Davide, tanti anni prima di Gesù, disse: no, meglio cadere nelle mani dell'Iddio vivente che nell'uomo. Dio me ne guardi, perché noi siamo bravi a essere cattivi. E più conosciamo la parola, ahimè, e più siamo bravi a essere cattivi. Perdonatemi, io parlo sinceramente, amen. Davanti a Dio ho questo obbligo. Ma qui Gesù sta dicendo di guardare in noi stessi e iniziare ad essere liberi. Liberi di fare quello che Gesù ci chiede di fare. Se dimorate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Noi dobbiamo dimorare nella parola, noi dobbiamo conoscere la parola, noi dobbiamo mettere in pratica la parola. Ma sai, Domenico, ma quello me ne ha fatte di tutti i colori. È una scelta. È una scelta.
L'essere libero è una scelta. Io scelgo di farlo, non per il mio sentimento, non per le mie emozioni, ma perché Cristo lo ha fatto. Amen. Ha scelto. Vi ricordate? C'è una frase che ci porta l'umanità di Gesù. Che bello, la bellezza di Gesù è questa, perché pur essendo vero Dio, Lui ha vissuto tutta la nostra umanità, tutta, interamente. Nel giardino del Getsemani, a un certo punto Gesù dice: se tu puoi, allontana da me questo calice, ma non la mia volontà sia fatta, la tua. Perdonatemi, i sentimenti di Gesù in quel momento com'erano? Voleva andare a morire sulla croce? Non lo dico, non è blasfemia, lo dice la parola, perdonatemi. Come uomo, i suoi sentimenti erano quelli, ma scelse liberamente di essere libero, di scegliere. Non la mia volontà, ma la tua volontà sia fatta. Allora noi nella nostra vita quotidiana dobbiamo fare delle scelte. Chi non si arrabbia? C'è qualcuno che non si arrabbia? No, grazie a te. Vi arrabbiate pure voi. Ma dobbiamo fare una scelta. Se vivere in quella arrabbiatura o chiudere con quella arrabbiatura. Dobbiamo fare delle scelte. Amare o non amare. Dobbiamo scegliere perdonare o non perdonare. Non possiamo stare nel mezzo. Non si può stare nel mezzo. E allora quando io vedo qualcosa in me che non va, vado a Gesù e dico: Signore, rendimi libero. Nel mio cuore c'è questo problema. C'è questo problema. Non posso negarlo. E non ce la faccio. I miei sentimenti, le mie azioni contrastano la tua parola. Aiutami. Cambiami. Trasformami. Certo, in un primo momento sembrerà qualcosa di difficile, ma poi con il tempo voi conoscerete la verità e la verità vi renderà liberi. Non sta dicendo vi rende. Noi non parliamo di magia. Amen. Noi non parliamo di magia, noi parliamo di azione dello Spirito. L'azione dello Spirito deve trasformare i nostri sentimenti, deve trasformare le nostre azioni. Amen. Amen. Questa è: voi conoscerete la verità. Perché noi possiamo conoscere tutta la Bibbia, è la verità. Amen. Amen. L'essenza della tua parola, dice nei Proverbi, l'essenza della tua parola è verità. Quindi l'essenza, tutta la parola di Dio è la verità assoluta, rivelata. Amen. Amen. Non c'è da aggiungere, non c'è da togliere. Amen. Questa è la verità. Non c'è un'altra verità, non verrà un'altra verità, non ci sarà un'altra verità. Cielo e terra passeranno, ma la mia parola non passerà giammai. Amen. 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 Quando noi conosciamo, e allora la parola di per sé è, vi ricordate cosa dice Paolo? La parola è morte. Questa parola produce morte. Sapevate voi? Se lo Spirito non vivifica, questa parola produce morte. È lo Spirito che vivifica. Amen. E allora noi possiamo conoscere tutta la Bibbia a memoria. Questi la conoscevano. Stavano dicendo: noi siamo progenie di Abramo e non siamo mai stati schiavi. Come puoi tu dire diventerete liberi? E Gesù dice: chi fa il peccato è schiavo del peccato. Se noi non siamo liberati dal peccato, siamo schiavi del peccato. Non ci illudiamo, fratelli e sorelle. Non ci dobbiamo illudere. Il nostro cammino spirituale, il processo per cui Gesù non ci prende il giorno che ci salva, è perché dobbiamo avere un processo spirituale di trasformazione. Amen. 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 Se no, se eravamo subito a posto, appena salvati, via. No,
c'è un processo che si chiama, vediamo che si ricorda, Santificazione. santificazione, Amen. senza la quale, Nessuno. che brutta notizia, ma l'Evangelo è una buona notizia. Amen. Ma grazie siano rese a Dio, grazie siano rese a Dio, perché per mezzo di Cristo Gesù noi possiamo avere la nostra santificazione, perché la parola di Dio dice in Colossesi che Egli è diventato per noi giustizia, redenzione e santificazione. Alleluia! Amen. Questa è la bella notizia. Io posso essere libero di scegliere. I peccati di ieri che conoscevo sono stato liberato in Cristo Gesù. Mi ha reso libero su quei peccati, libero di scegliere se farli o non farli. Non so se vi ho raccontato una volta al lavoro si parlava di fare qualche cosa di strano e il mio responsabile disse no, con lui non parlate perché lui non può dire bugie. Chi ti ha detto che io non posso dire bugie? Io posso dirle, la differenza è che io non voglio. Amen. La differenza è quella. Io posso dirle, posso peccare, certo, a me o no? Sì. E non Amen. è che una volta che sono salvato il Signore poi mi blocca e divento, come dire, immune. Magari, ma questo non è libero arbitrio. Mm. Noi amiamo Gesù per scelta, non per costrizione. Amen. Noi amiamo fare le cose della parola di Dio per scelta, non per costrizione. Fratello, sorella, se lo fai per costrizione, ci sono tante altre denominazioni. Amen. Dove devi fare questo, devi fare questo, devi fare questo, devi fare questo, devi fare questo. Nella Chiesa di Cristo non devi fare niente. Ha fatto tutto Gesù. Amen. Noi ci disponiamo alla santificazione perché amiamo Gesù. Amen. Noi lo facciamo perché lo amiamo, non per costrizione. Se sei costretto a fare qualcosa, ti scongiuro nel nome di Cristo, vai ai piedi di Gesù e chiedi che tu sia liberato, che tu sia liberata. Concludo. Or lo schiavo non rimane per sempre nella casa, il figlio invece vi rimane per sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Amen. Vi do una bella notizia. Quando noi andiamo a Gesù e diciamo Signore liberami, perché questo mio comportamento mi sta portando alla rovina. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Noi abbiamo bisogno ogni giorno di andare ai piedi di Gesù e dire onestamente, amen. Magari non lo vuoi dire a tua moglie, non lo vuoi dire a tuo marito, grazie a Dio noi non abbiamo il confessionale, non ci confessiamo con nessuno, no. Almeno, fratelli, sorelle, mi raccomando, non è che tra di voi poi vi confessate, amen, no. Andiamo ai piedi di Gesù e diciamo Signore, perché ancora invece questo comportamento? La tua parola dice, voi conoscerete la verità e la verità vi renderà liberi. Allora io su questo mio lato che tu mi hai fatto vedere, io oggi decido di essere libero. Verrà ancora il combattimento, verrà ancora, amen. Anzi, molte volte vi posso garantire che quando noi prendiamo una posizione il nemico si scaglia ancora di più, ma non è un problema. Se il figlio vi farà liberi, sarete veramente Amen. liberi. Amen. Mentre i ragazzi della musica si avvicinano, amen. I ragazzi, intendo Samuele, vanno gli altri, noi i ragazzi della musica, andiamo con questa gioia a Gesù. Sapete, a Gesù possiamo andare tranquillamente per come siamo. Amen. Chi di voi pensa che Gesù non sa come siamo? Secondo voi Gesù quando mi ha salvato non sapeva che razza di uomo era? È come se lo sapeva. Amen.
come se lo sapeva. Eppure lui dice, fidati di me, fidati di me. Gesù chiede solamente un'obbedienza d'amore. Non facciamo le cose per costrizione, per paura di perdere qualcosa. Quando abbiamo Gesù abbiamo tutto. E Amen. allora, mentre ora canteremo un canto, chiediamo al Signore, Signore, aiutami a realizzare chi sono io. Chi sono io? Qual è lo stato in cui mi trovo? Il punto dove sono arrivato? Perché sapete, la bella notizia è che Gesù ha detto, io non giudico nessuno. Non c'è un giudizio in Gesù. Se noi andiamo veramente con tutto il cuore, in Gesù non c'è un giudizio. In Gesù c'è libertà. Amen. Gesù sta aspettando la mia vita, la tua vita, che io vada ai piedi della croce e dica, Signore, ho questo bisogno. Da tanto tempo questa mia attitudine mi sta distruggendo. Allora questa sera io scelgo di essere libero. Scelgo per Gesù. (1120). 1120. Alleluia, gloria a Gesù, alleluia. Amen. Ci alziamo in piedi.
per sanare, per operare nelle nostre vite. La parola di Dio non viene mai per giudicare le nostre vite, ma per portare alla luce. Se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione gli uni agli altri e il sangue di Gesù ci lava e ci purifica da ogni peccato. Questa sera, Signore, la tua parola, è la tua parola che fa luce alle nostre vite, affinché possiamo avvicinarci ancora a te, Signore. Tu hai detto: io non giudico nessuno. Avrei molto da giudicare, ma non giudico nessuno. Non giudico nessuno. Signore, tu non sei venuto per giudicare, tu sei venuto per liberare. La tua parola è venuta per fare luce alle nostre vite, affinché attraverso quella libertà che tu vuoi donarci possiamo amarti, Signore, possiamo servirti, possiamo essere dei testimoni fedeli, Signore, possiamo dire a questo mondo: noi non siamo costretti, noi amiamo Gesù, perché Egli porta alla luce ciò che può separarci dal Padre, Egli porta alla luce ciò che ci impedisce la nostra santificazione. Quando la parola arriva non è un giudizio, ma è luce, è luce, luce nella nostra vita, affinché possiamo dire: Signore, grazie. Grazie perché tu hai scoperto qualcosa che era occulto nella mia vita. Grazie perché attraverso la tua parola tu mi porti a santificazione. Perché senza la santificazione nessuno vedrà Dio. Allora abbiamo bisogno della parola, abbiamo bisogno che Dio porti alla luce tutto ciò che è occulto nelle nostre vite. Palesa, Signore, i desideri nascosti e occulti del cuore e porta alla luce ogni ombra di morte, affinché come Giobbe possiamo dire: il mio orecchio aveva udito parlare, ma ora il mio occhio l'ha veduto. Signore, fai luce nella mia vita. Signore, fai luce nelle nostre vite, Signore, affinché possiamo essere misericordiosi gli uno con gli altri, ma essere spietati con le nostre vite, Signore, col peccato nelle nostre vite. Dobbiamo, Signore, pregare gli uni per gli altri, pregare gli uni per gli altri, ma essere spietati col peccato nelle nostre vite. Se dimorate nella mia parola, voi sarete veramente miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi renderà liberi. Liberi nel nome di Gesù. Grazie, Padre, per ogni cosa. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Accomodate. Amen. Avete la buona abitudine in questa chiesa di fare offerte? Amen. Amen. Roma. Amen. Alleluia. Alleluia. Gloria a te, Signore, Padre Santo. Vogliamo ringraziarti, Signore, alleluia, per la tua presenza, alleluia, per le benedizioni che abbiamo ricevuto ancora in questo culto, Padre, per la tua meravigliosa parola, Padre, alleluia. Ti ringraziamo, Padre. Ti ringraziamo, Signore, vogliamo farla nostra, Signore. Vogliamo santificarci, alleluia. Gloria e lode a te, Signore.